sistema non cambia, Tania non sarà l'ultima. Ai nostri microfoni lo sfogo di Massimo Forner, zio della 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Venerdì sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, mentre la comunità di Campo Nogara ha organizzato un momento di rumore per domani sera. Shock ad una verde di Caorle che si è risvegliata con la notizia di una presunta violenza avvenuta nella notte appena trascorsa ad una minorenne dell'Interland trevigiano. A Bassano un pedofilo è stato portato in carcere. Si tratta di un cittadino moldavo di 53 anni che deve scontare oltre 5 anni di reclusione per abusi commessi su un minore a Mestre. West Nile fatale per un 84enne padovano, ma l'allerta è alta in buona parte del Veneto. Aumenta anche il numero di zanzare positive al virus. Raddoppiare il parco attraverso la bonifica e il recupero dell'ex scalo ferroviario sostituendo l'asfalto con alberi e percorsi nel verde. Sarà questo il nuovo volto del parco Piraghetto a Mestre. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito, se il sistema non cambia, Tania non sarà l'ultima. Ai nostri microfoni lo sfogo di Massimo Forner, zio della 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Dico solo che mia nipote non sarà sicuramente l'ultima. Sarà un seguito finché qualcuno non fa qualcosa, finché qualcuno che non sta al governo, che si fa tanto bello in piazza quando è il momento del funerale, non farà qualcosa, o a meno che non capiti a un loro familiare, una figlia, un nipote, allora forse si farà qualcosa. Perché una persona che è stata denunciata, no, basta anche una mezza denuncia, non 5 o 6 o 7 o 8, una. Questo è l'epilogo di tutte quante le donne che hanno denunciato in precedenza, mi sembra. Cioè ormai è una fotocopia. C'è rabbia nel profondo dolore che ha segnato la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber la sera di Ferragosto. Rabbia perché nonostante la querela, le numerose segnalazioni, l'attivazione del codice rosso da parte dei carabinieri, l'ammonimento del questore, il finale è sempre lo stesso e deve finire. È lo sfogo dello zio di Tania, fratello della mamma Marinella, chiusa nel dolore e nella disperazione nella sua casa di Vigonovo, che punta il dito verso un sistema che non funziona e che deve cambiare. Bisognerebbe andare dove? In prefettura. Perché dico, se il prefetto ha le mani legate e arriva solamente all'ammonimento, alziamo le mani, le leggi vanno cambiate. Se il prefetto poteva fare qualcosa di più e non è stato fatto, è un semplice ammonimento, ci sono delle domande da fare, perché è giusto che chi sbagli paghi. Mia nipote ha sbagliato a frequentare, tra virgolette, ancora questa persona, perché ci sono state, ha pagato con la vita, ma deve anche pagare chi non ha fatto abbastanza, per lei e per tutte le altre donne, perché è un continuo. Mia nipote, dico solamente, se le cose vanno avanti così, non sarà l'ultima. A poco servono, continua Massimo, fiaccolate o momenti di rumore. Cosa c'entra? Cosa cambia? Facciamo la fiaccolata perché va di moda? Per farci vedere mettiamo le scarpette rosse? Andiamo in prefettura. Queste migliaia di persone che domani si mettono lì con la candelina a fare non so che cosa, un omaggio a Tania? Chiediamo giustizia per Tania, incominciamo ad andare dagli organi competenti. Tania aveva paura, ma non riusciva a chiudere definitivamente il rapporto con Keber. Era troppo buona e troppo fragile. Io l'ho avvertita, ma zio mi fa pena, piange, non so cosa fare, mi fa una pena terribile, dice che si vuole fare gesti estremi, lei si sentiva colpevole di questo. È una persona che si vendeva molto ma molto bene, io l'ho avuto in vacanza da me e ho detto che ragazzo fantastico. Poi dietro ogni brava persona si può nascondere un mostro. Io l'unica cosa che dico, se questa persona aveva dei precedenti, andava fermato prima. Falla nel sistema. Direi proprio di sì. Noi, o se no, torniamo come nel Far West, importuni mia nipote, prendo t'ammazzo. Cioè, non mi sembra. Abbiamo delle istituzioni, abbiamo dei fiori di magistrati che vengono pagati, forse se lo dimenticano, con i soldi pubblici da noi, quindi io il mio lavoro lo faccio. Se non lo faccio bene mi mandano a casa. Loro, dato che sono pagati da noi, devono fare il loro lavoro. Nel momento in cui una persona prende una denuncia deve essere seguito, assistenti sociali, ospedale, psichiatri, qualcosa, perché sono persone pericolose, sono persone
pericolose, ok, ma magari malate. Tania ha provato a reagire, la famiglia era con lei, ma, conclude lo zio, non è stato sufficiente e ora lei non c'è più. Stati tutti vicini, il discorso è semplicissimo, quando hai la persona che ti perseguita, che ti sta a 4 km di distanza, che sa i tuoi orari, sa dove abiti, sa tutto, o gli metti una guardia del corpo H24 o se uno decide di fargli del male prima o poi ci riesce. Ed è inutile dire, come sento nei commenti, quando fai una denuncia devi cambiare casa, devi cambiare lavoro. Come? Io devo cambiare casa, io devo sconvolgere la vita. Sei tu istituzione che deve prendere lui che è il problema e fargli cambiare strada, fargli cambiare vita o ad aiutarlo, non la vittima che oltretutto deve cambiare mondo perché le istituzioni non fanno niente. Io ti dico di cuore, mi auguro solo e esclusivamente che succederà qualcosa quando una delle figlie o dei nipoti di questi nostri parlamentari che si fanno tanto bocca o fanno passerella quando è il momento, capiterà qualcosa. Allora forse capiterà qualcosa. Venerdì sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, mentre la comunità di Campo Nogara ha organizzato un momento di rumore per domani sera. Mentre le indagini dei carabinieri proseguono per far luce sulle ultime ore di vita di Tania Terrin, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e l'analisi dei cellulari della 39enne dell'ex fidanzato Keber, è stata stabilita la data dell'autopsia sul corpo della donna, che si svolgerà il 21 agosto alle 15. Intanto a Campo Nogara, dove Tania viveva da qualche anno, è stato organizzato per giovedì sera alle 20:30 in Piazza Mazzini un momento dedicato a lei, un momento per fare rumore. Vogliamo che passi come un fenomeno ordinario, ma sono fenomeni straordinari che dobbiamo fare qualcosa per evitarli. Diciamo così, la donna abbia delle protezioni adeguate anche diciamo così con i loro partner. Qua in Riviera del Brenta abbiamo un ufficio che si occupa del maltrattamento delle donne. Quest'anno ci sono state già 28 segnalazioni e 8 casi le donne sono state allontanate dalla famiglia, dal marito o dal compagno. Non basta rivolgersi alle forze dell'ordine, incalza il sindaco, è fondamentale ampliare la rete rivolgendosi anche ai centri antiviolenza e partendo dalle scuole. È su queste basi che ci dobbiamo muovere per cercare di evitare il più possibile che l'insorgere di questi fenomeni. Ecco. Sindaco, secondo lei se Tania si fosse rivolta anche a un centro antiviolenza potrebbe essere stata aiutata in maniera diversa? Ma sicuramente, perché sono abituati a trattare questo tipo di problemi e capiscono subito la gravità del fatto, la gravità della situazione, quindi possono anche consigliare e intervenire se è del caso, come ci è stato fatto, come viene fatto continuamente, per cercare di evitare queste situazioni. Domani sera ci sarà diversa gente e vogliamo segnalare questo fatto perché non rimanga un atto sporadico, ma sia un atto che serve a prevenire quello che può succedere a chiunque, in qualsiasi comune, a chiunque, ma lo vediamo tutti i giorni, ci sono ogni giorno non più un caso, ma 3, 4, 5 casi che scoppiano tutti i giorni. Purtroppo le parole che si dicono dopo non servono a riportare Tania in vita, a ridarla all'affetto dei suoi cari. Purtroppo l'abbiamo persa e questo ci deve far riflettere un po' sul da farsi e come migliorare l'approccio con questi fenomeni. Il caso di Tania Terrin ricorda quello di Vanessa Ballan, uccisa nel Trevigiano 3 anni fa. Entrambe hanno denunciato, ma sono state uccise. Il fratello di Vanessa: bisogna agire prima. Quando ho visto il caso di Tania sono rimasto allibito. Dopo una denuncia e diverse aggressioni non concepisco il fatto di non aver agito prima. I centri antiviolenza sono attivi ogni giorno, non capisco perché si arrivi dopo, quando non si può più fare nulla. Sono le parole di Nicola Ballan, fratello di Vanessa, uccisa nel 2023 a Riese Pio X dall'ex compagno. Anche lei, proprio come Tania Terrin, aveva denunciato e anche allora non vennero prese misure cautelari verso il suo aguzzino, tanto che il ministro della Giustizia Nordio chiese una relazione alla Procura di Treviso, per poi concludere 3 mesi dopo che non c'era stata incuria. 2 casi simili, come evidenzia anche l'avvocato di Gino Cecchettin, che lancia un appello. Questo ennesimo fatto di cronaca mi ha fatto venire in mente la vicenda della povera Vanessa Ballan. Questo è un altro caso in cui una donna ha denunciato, una donna era già stata picchiata ed è finita comunque ammazzata. È evidente che qualcosa non funziona, è evidente che quando un soggetto si dimostra pericoloso
va bloccato, va neutralizzato subito, non gli può essere consentito di uccidere una persona. E quindi l'appello che faccio è quello al nostro Stato di lavorarci seriamente su questa piaga sociale, di trovare le risorse se mancano risorse, di assumere personale se manca personale, ma certamente noi cittadini ci aspettiamo qualcosa di più. Questo è l'ennesimo fatto che dimostra che il sistema non funziona. Dal dossier sicurezza 2026 del Viminale, nei primi 6 mesi dell'anno però emergono dati che fanno ben sperare, ha dichiarato la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato. Le vittime sono il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare custodiale è fondamentale perché salva la vita ad una donna e neutralizza l'uomo. I numeri della violenza di genere sono diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia, sono diminuiti i femminicidi. Questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere, il patto di corresponsabilità, famiglia, scuola, società civile e politica. Shock ad una verde di Caorle risvegliatasi con la notizia di una presunta violenza avvenuta nella notte appena trascorsa a una minorenne dell'Interland trevigiano soccorsa dai sanitari di San Donà di Piave. Sotto shock anche perché sono cose che ad una verde non sono mai successe e sinceramente conoscendo anche la ragazzina ci piange il cuore perché comunque fosse una bambina delle nostre e quindi è doloroso, tanto doloroso. Risveglio drammatico per la comunità di Donaverde a Caorle nel panico e nel dolore alla notizia di una presunta violenza sessuale consumata nella notte ai danni di una ragazzina minorenne originaria dell'Interland trevigiano. Non sapevamo neanche fosse vero perché comunque stenti anche un po' a credere a certe cose, soprattutto in una realtà così piccola, così coccola come Donaverde. La ragazzina e la sua famiglia sono volti noti nella cittadina, frequentata da anni come meta fissa per le vacanze estive e la notizia ha immediatamente suscitato profondo sgomento tra i commercianti del posto. Passa da noi spesso e volentieri a prendersi il gelato, ma non sappiamo altro. Siamo sconvolti, demoralizzati di questa situazione mai accaduta in questa località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si sarebbe risvegliata su una panchina poco prima della mezzanotte, parzialmente svestita, senza pantaloni, con gli slip abbassati e in un forte stato confusionale. Agli inquirenti avrebbe riferito di un drammatico vuoto temporale durato oltre un'ora. Quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina. Prima del blackout la minorenne ricorda soltanto che sarebbe stata avvicinata nei pressi della sua abitazione dopo aver salutato le amiche da un gruppo composto da 2 o 3 giovani che l'avrebbero costretta a bere una sostanza alterante o, secondo un'altra ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, l'avrebbero addormentata improvvisamente utilizzando un fazzoletto intriso di liquido narcotizzante. L'aggressione e il successivo abuso si sarebbero poi consumati all'interno dell'ascensore di un condominio della zona. La voce del terribile episodio poco dopo l'accaduto ha fatto rapidamente il giro del paese tra i ragazzi, è scattato immediatamente l'allarme. In pratica ci ha chiamato questa amica e ci ha detto alle altre ragazze di non tornare a casa da sole. Basta, tutto qui. È stato abbastanza scioccante perché Donaverde è un paese molto tranquillo e non ci si aspetta, sicuramente questo. Gli investigatori avrebbero già individuato alcuni sospettati rintracciati dopo l'accaduto a consumare bevande in un locale di Duna Fiorita. Questo bar dove siamo di solito e sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale e c'era questo tavolo di ragazzi e li hanno intervistati tutti, ovviamente. Sì, li hanno interrogati tutti. Interrogati, scusami, esatto, tutti e sono stati portati via in 2 o 3.
Al vaglio delle autorità la posizione dei presunti aggressori, le indagini sono affidate alla polizia locale di Caorle, che sta acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e delle attività commerciali vicino al luogo del presunto abuso, per fare piena luce sulla dinamica, tuttora in fase di accertamento, del massimo riservo imposto dalla minore età della vittima. È un disastro, non fa proprio per questa località una cosa del genere. Mi dispiace, non so cosa dire. Speriamo sia assolutamente l'ultima volta, prima e ultima. Diciamo che per quanto noi pensavamo fosse un'isola felice, effettivamente non lo è. Non lo è, e penso che, come tanti italiani stanno facendo adesso, penso che ci faremo giustizia da soli. Un pedofilo è stato accompagnato in carcere da qualche settimana, era agli arresti domiciliari. Nel Bassanese un cittadino moldavo di 53 anni deve scontare oltre 5 anni di reclusione per gravissimi reati commessi a Mestre. Un pedofilo 53enne di origine moldava è stato accompagnato in prigione. Si trovava ai domiciliari nel circondario di Bassano da qualche settimana. I carabinieri della città del Grappa lo hanno condotto in carcere a Vicenza in esecuzione di un ordine di carcerazione perché la sentenza è passata in giudicato. L'uomo deve espiare oltre 5 anni. A suo carico anche una misura di sicurezza. Dopo aver scontato la pena detentiva, per 1 anno non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori. Pesantissimi i reati per i quali è stato condannato: violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, prostituzione minorile e lesioni personali aggravate. I fatti contestati si sono verificati a Mestre tra l'estate 2021 e la primavera del 2023. La condanna del Tribunale di Venezia, confermata in appello, è diventata definitiva la scorsa primavera, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Picchiate e derubate dal branco a Rialto, identificati gli aggressori. Le violenze risalgono al 4 luglio scorso, quando a Venezia 2 amiche in vacanza erano state molestate dal branco composto da 6 persone, ragazzi e ragazze, che le aveva pure depredate di una borsetta contenente cellulare, denaro e documenti personali. In 5 accusati di violenza privata e rapina hanno tutti i precedenti identificati dalla polizia locale. Nei loro confronti anche il Daspo Willy disposto dal questore di Venezia Antonio Bordone. I 5 non potranno più frequentare la movida di Rialto per un periodo variabile da 1 a 2 anni. Ed ora la West Nile, il virus ormai è endemico nel nostro territorio. Gli esperti hanno osservato un numero di casi maggiori rispetto al 2025, massima attenzione anche ai virus importati dalla zanzara tigre. Rispetto all'estate 2025, in questa stagione si stanno registrando numeri più alti di zanzare positive al virus della West Nile e quindi i contagi anche nell'uomo sono maggiori, non solo nella provincia di Padova ma in tutto il Veneto. La causa è da ricercare nel clima, con le temperature elevate e la forte siccità, anche se i livelli non sono ancora arrivati ad essere come quelli registrati nell'estate 2022, la peggiore degli ultimi anni, come spiegano gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro. Attualmente abbiamo trovato circa una 70 di pool di zanzare positive, mentre lo scorso anno erano comunque di meno. Bisogna dire che comunque questi numeri risultano più bassi rispetto a quanto registrato nel 2022, che rimane ancora l'anno con il peggiore per la West Nile, con il maggior numero di casi sia nell'uomo che nelle zanzare. Il virus non si trasmette da uomo a uomo ma solo attraverso la puntura della zanzara comune. Il picco dei contagi e anche il picco di ritrovamenti del virus nelle zanzare è proprio questo, che è il momento in cui c'è la maggiore circolazione nel vettore. Quindi ci dobbiamo aspettare che per il mese di agosto ancora un certo numero di casi, mentre dal mese di settembre andremo ad osservare una riduzione sia delle zanzare positive
che tra l'altro saranno anche meno in termini numerici le zanzare, ma anche cominceranno a diminuire il numero di casi umani. Quindi diciamo avremo ancora una settimana o due interessata da una certa circolazione. Il virus della febbre del Nilo ormai è endemico in tutta Italia, ma sotto osservazione ci sono altre malattie tropicali trasmesse dalle zanzara tigre che possono arrivare anche nel nostro paese, soprattutto attraverso i viaggi. Quello che invece va attenzionato sono proprio altri virus trasmessi dalle zanzare, e questi altri virus sono virus chiamati di importazione, nel senso che le infezioni vengono acquisite in paesi tropicali solitamente, e le persone poi di ritorno, se infette, possono poi infettare le nostre zanzare. Parliamo della zanzara tigre, che è il vettore di queste altre malattie come dengue e chikungunya. Il livello di attenzione rimane alto perché sappiamo le persone che viaggiano sono sempre di più, e quindi la probabilità di introduzione di questi virus è piuttosto elevata. Per questo, ad ogni caso di dengue si attiva subito la disinfestazione nelle aree interessate per evitare focolai autoctoni come quello registrato lo scorso anno nel Veronese, con decine di casi di chikungunya nell'area della Valpolicella. Probabilmente in futuro saranno sempre più frequenti, e quindi bisogna fare molta attenzione a identificare precocemente la loro introduzione e quindi isolare le persone infette in modo che non vengano punte dalle zanzare. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzea, all'incrocio tra via Castellana e via Crosarona, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura finita cappottata in un fossato pieno d'acqua. All'interno del veicolo sono rimasti intrappolati 4 ragazzi di circa 20 anni. I 4 giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco e dalla squadra di Mestre, che hanno provveduto alla loro estrazione dal veicolo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco volontari di Mirano e Borgoricco e l'autogru di Mestre. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza del veicolo e l'area interessata dall'incidente. Raddoppiare il parco attraverso la bonifica e il recupero dell'ex scalo ferroviario, sostituendo l'asfalto con alberi e percorsi nel verde, sarà questo il nuovo volto nel nuovo volto Parco Piraghetto a Mestre. Un parco più grande e meno cemento per il cuore della città. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici c'è il recupero di alcuni stabili abbandonati da trasformare in aule studio e biblioteche dedicate a studenti e giovani, a cui si affiancheranno laboratori e spazi per attività culturali, artistiche e creative, e inoltre servizi diffusi, pensati non solo per i frequentatori del parco, ma come volano di trasformazione per l'intero quartiere. Il nuovo volto del Parco Piraghetto a Mestre continua a prendere forma nelle idee e nei progetti. Interverremo per demolire tutti questi edifici abbandonati, togliere l'asfalto dappertutto, sistemare e bonificare il terreno e realizzare il raddoppio del Parco del Piraghetto. Verde, alberi, camminamenti in mezzo alla natura, degli edifici dedicati ai giovani, agli studenti, ai nostri ragazzi delle nuove generazioni, nel cuore di Mestre. Un ruolo centrale nel nuovo assetto lo giocherà anche lo sport. Il campo da calcio esistente verrà valorizzato e potenziato con nuovi servizi di supporto e verranno valutate ulteriori attrezzature per l'attività fisica e ricreativa all'aperto. La vocazione sportiva rimarrà strettamente integrata a quella ambientale e sociale, tutelando la natura totalmente pubblica del Piraghetto. L'area, infatti, non diventerà un impianto chiuso o a uso esclusivo di società, ma resterà uno spazio accessibile a tutti in modo libero, dove far convivere l'aggregazione, il tempo libero, lo sport e il gioco. La progettazione finale terrà conto inoltre, in modo prioritario, assicura il Comune, delle segnalazioni dei residenti e delle scuole del quartiere. Il Parco Piraghetto è un parco molto importante per la nostra città, che con questo tipo di progetto non solo si allarga, raddoppia, ma verrà riqualificato anche nella sua parte storica. Da Venezia è davvero tutto, ora sigla, poi previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.